Cosa si nasconde dietro la mascherina? Lo sbadiglio di cui tutti ci rimproverano a scuola e non solo. Lo facciamo tutti circa 8 volte al giorno, in vari momenti della giornata e per vari motivi. Il sbadiglio è solo per contagio, lo facciamo anche quando siamo soli, per sonno, per noia e per fame. Sostanzialmente ci sono due tipi di sbadiglio, uno fisiologico, quindi per esigenze del nostro corpo, e uno psicologico, dato dalla noia. Le ricerche hanno dimostrato che basta vedere uno sbadiglio o solo sentirlo per essere indotti a sbadigliare. Non si ha ancora una risposta alla domanda sul perché si sbadiglia. Di certo non serve a fornire ossigeno al cervello come si pensava un decennio fa, ma si pensa che serva per svegliare il cervello. C'è però chi afferma che sbadigliare sia un cambiamento di stato piuttosto che un segnale di stanchezza. Infatti si spalanca la bocca quando si passa dal sonno alla sveglia e dalla sazietà alla fame, e sono entrambi segni di un passaggio.